Benvenuti telespettatori di FVG Sport Channel e appassionati di volley alla nuova serie di Sottorete. Una nuova serie che iniziamo davvero con un parterre de roi questa sera a farmi compagnia per parlare di B2 e B1 femminile. Ci sono con me in ordine di apparizione direi il presidente della Libertas Martignaco Bernardino Ceccarelli, buonasera Presidente. Grazie, buonasera. E il presidente della CDA Talmassons Gianni De Paoli, buonasera. Ciao. E il DS della Domovip Porcia Franco Rossato. Buonasera. E intanto grazie di essere venuti e ci fa davvero piacere partire con tre delle maggiori squadre regionali nell'ambito della pallavolo femminile, due squadre di B1 quest'anno ai nastri di partenza, poi c'è anche l'Atman naturalmente, ma noi seguiremo in particolare queste squadre che ci hanno dato la loro disponibilità, ma direi che ho già parlato abbastanza per questo inizio di puntata e andrei a parlare con Gianni De Paoli di B2 femminile subito dopo aver visto un breve filmato che ci racconta un po' dove eravamo rimasti. Squadra che vince non si cambia, oppure sì. Dopo un'annata entusiasmante, culminata con la partecipazione ai play-off, il presidente De Paoli si trova a fare a meno di una giocatrice che ci eravamo abituati a vedere in casacca bianca-blu, Federica De Cesco. La palleggiatrice si è sentita pronta per il salto di categoria, approdando in B1 alla Tomattudine. Virginia Berasi, proveniente dalla formazione trentina del Lizzana, avrà il compito di sostituire una delle colonne della squadra. Sarà questo il nodo principale di una squadra che in attacco si presenta con un tridente da fare invidia a formazioni di categoria superiore. Con Nardone, Di Marco e il nuovo acquisto appena ufficializzato di Valentina Cozzo, Castagnaro avrà a disposizione delle attaccanti di palla alta di tutto rispetto. Novità anche al centro, con Andrea Tavagnuti e Alessia Costantini, rispettivamente da Mossa e Maiano, che affiancheranno la confermata Francesca Zaccariotto. La giocatrice pordenonese ha già dato prova di reggere al meglio la categoria. Fanno parte del gruppo Matteja Zavadlav e la confermata Ornella Bon, la rossa mancina che garantirà mano pesante da zona 2. A completare il roster alcune atlete del vivaio, come consuetudine per la squadra del presidente De Paoli. Al timone del vascello coach Stefano Castagnaro. Il sodalizio pallavolistico con Federica De Cesco si è sciolto, ma la squadra a sua disposizione è competitiva sotto ogni punto di vista. In un girone che si presenta piuttosto equilibrato, determinazione e costanza di rendimento potrebbero fare la differenza. L'anno scorso ben pochi sono usciti vincitori dal palazzetto di Talmassons e la musica, ne siamo certi, non cambierà. Lo spettacolo sta per iniziare. Allora, rientriamo in studio per commentare un po' questo filmato con il presidente De Paoli. Intanto, l'abbiamo detto, un cambio importante in cabina di regia. Federica De Cesco si è sentita pronta per il salto e ha fatto vedere grandi cose anche l'anno scorso. Era già nell'aria alla fine dell'anno scorso questo cambiamento? Sì, innanzitutto grazie per le parole che hai detto, che sono ben auguranti per la prossima stagione. Ti sei dimenticata solo dei due liberi, che sono Jenny Ponte e un'altra giovane arrivata dal Martignacco, che l'anno scorso ha giocato ai Rizzi, che è Stefania Stizzoli, questo per completare la rosa. Giustamente, perché anche Jenny Ponte è pure giovanissima, classe 97 se non Classe sbaglio. 96. 96, scusa. Sì. Classe 96 si era comportata molto bene in un campionato che è stato davvero bello tosto l'anno scorso. Esatto, per quanto riguarda il discorso di Federica De Cesco, sì, era già nell'aria, diciamo che lei a fine stagione aveva bisogno forse di motivazioni diverse, voleva anche addirittura prendersi un anno di riflessione perché diceva che non era contenta un po' della stagione che aveva fatto. Poi ovviamente è arrivata questa occasione che ha cambiato le cose, sicuramente non poteva fare una scelta migliore in questo momento in regione. Per quanto ci riguarda, quasi per caso siamo arrivati a questa palleggiatrice che tra l'altro Stefano, mi ricordo l'anno scorso, dice se dovessi cambiare palleggiatore prenderei la palleggiatrice del Lizzana. Il caso è voluto che questa ragazza volesse cambiare sede universitaria,
Ha scelto prima Talmassons e poi ha scelto di studiare a Udine, per cui è una ragazza solare del 94, molto giovane e direi molto brava, perché anche in questi primi amichevoli si è visto la qualità. È una ragazza che ha giocato sì in B2, ma ha fatto un campionato anche di B1 col Neruda, che mi pare l'anno che poi sono saliti in A2 e faceva il secondo, per cui direi che ha tutte le carte in regola per sostituire degnamente Federica. Comunque l'area ad alta quota, diciamo, l'ha già respirata, per cui penso che avesse anche voglia di giocare proprio, di scendere in campo come titolare, far vedere il suo valore. Quindi questo è un di più anche nella scelta di un atleta. Diciamo che in questo ruolo, per completare il discorso sui pallavesiatori, abbiamo fatto un'altra scelta importante, puntando su due ragazze giovani del vivaio. Una è Cosaro Lorena, classe 98, che ha terminato un suo percorso con la squadra del Fiumicello e poi è rientrata a Talmassons, e Alice Turco, classe 2000, che questa oltre a fare del vivaio 100%. Sì, che oltre a fare il campionato di B2 con noi, farà il campionato Under 16 insieme all'Ecodroico Pavine, diciamo. Che è già stata in rappresentativa, Esatto. se non sbaglio. E darei anche un'occhiata un po' al girone di P2 per poi commentarlo anche assieme agli altri ospiti e coinvolgere sia Bernardino Ceccarelli che Franco Rossato, con ben 4 formazioni della regione. Oltre alla CDA Talmassons naturalmente, la Friultex Chions, la Libertas San Giovanni Trieste e la Pallavolo San Giorgina. E la novità è la Libertas San Giovanni Trieste, che a quanto pare voci di corridoio, ma neanche troppo di corridoio, dicono che sarà la squadra da battere. Gianni, anche tu hai sentito queste voci? Ah sì, no, non più che voci, sono realtà, sono ormai cose concrete. In effetti la Libertà San Giovanni è forse la società che ha investito di più in questa squadra e sicuramente ha fatto una squadra buona per fare un campionato di alta classifica. E ne abbiamo parlato anche nel filmato. Nuovo acquisto ufficializzato proprio da poco è quello di Valentina Cozzo. Allora chiamerei, proveniente dal Martignaco naturalmente, allora chiamerei in causa il presidente Ceccarelli per un commento su questa atleta. È un ottimo acquisto, direi. È un ottimo acquisto. Devo anche sottolineare che Valentina Cozzo per meriti noi avremmo dovuto tenerla, perché abbiamo tanta riconoscenza nei suoi riguardi, però non potevamo tenere tutti, in modo Valentina dobbiamo ringraziare. Ma dobbiamo ringraziare, approfitto anche prima di parlare del resto, dobbiamo ringraziare la squadra che negli ultimi 2 anni le ragazze sono rimaste a Martignaco, perché ci hanno portato 2 campionati straordinari, no? La passaggio in B1, la promozione in B1 e la Coppa Italia. Quindi queste ragazze vanno sempre ricordate e ringraziate perché sono state straordinarie. E soprattutto, come dicevo prima, Valentina è stata eccezionale, è proprio una vera professionista. Era stata fondamentale poi per la promozione, per la Coppa Italia, per tutto, e la cattiveria che ha dimostrato in campo. Direi basta andare a rivedersi un po' le partite dell'anno scorso. Altra compagine regionale sarà quella del Chions, mi avvicino in zona Pordenone e chiedo qualcosa a Franco Rossato, con Chions che ha fatto una scelta piuttosto netta, cioè far giocare praticamente un Under 18 in B2. Cosa ne pensi di questa scelta? Beh, ma Chions non fa altro che seguire il suo tracciato. L'anno scorso ha fatto il campionato di B2 inserendo un paio di giocatrici diciamo anziane, tra virgolette, perché l'anno precedente aveva inserito come libero Federica Chiopris, c'era Caterina De Marco che giocava. Sì. Quest'anno hanno deciso di cambiare completamente, ossia era inutile continuare ad andare a cercare qualcuno da poter inserire in squadra, e hanno fatto una scelta di far crescere a livello agonistico le proprie ragazze under 18.
Mi sembra una scelta molto oculata, anche tenendo presente che abbiamo visto anche il campionato di B2, sicuramente il presidente De Paoli mi può dare conferma. L'anno scorso ci sono delle squadre chiaramente di categoria, ma ci sono anche delle squadre che non è che meritassero molto la B2, ossia il livello verso il fondo si era abbassato. Quindi... Cosa ne pensi, Gianni? Sì, è vero quello che dice Rossato, anche se mi chiedi come sarà il campionato B2 quest'anno, dalle informazioni che abbiamo, considerato che le squadre trentine comunque sono sempre squadre che si attrezzano con ambizioni, quindi diamo per scontato anche lo stesso Lizzana, ha preso giocatrici di B1 eccetera, e anche le squadre venete, anche lo stesso Belluno quest'anno si sono rinforzate, per cui sarà secondo me un campionato di B2. Sì, è vero quello che dice Rossato, quest'anno aspettiamoci un campionato di B2 sì, molto più difficile. È chiaro, sì, ogni anno è sempre diverso. È sempre però dopo 2 anni che in fin dei conti c'era la possibilità di far giocare sia under 16 che under 18, quest'anno hanno preso questa decisione. Secondo me è una decisione giusta per quello che fanno a Chions, ossia lavorano soltanto con un settore giovanile e fanno crescere le proprie ragazze. La B2 già 3-4 anni fa, da quando hanno messo piede in B2, era soltanto per far crescere le proprie giocatrici. Cosa migliore di questa? E in coda dico anche che questa decisione ha portato al Porcia qualche vantaggio, perché Letizia Poser è tornata nel gruppo insomma, della Domovip Porcia. Comunque ne parleremo più tardi. Io direi di concludere questa prima parte di Sottorete speciale precampionato e di dare spazio alla pubblicità per parlare subito dopo proprio di Domovip Porcia con Franco Rossato. Siamo sempre stati differenti. Abbiamo sempre visto nel futuro un'opportunità, nelle famiglie, nelle imprese, nelle comunità e nelle associazioni. La nostra crescita è coincisa con la crescita del nostro territorio. Solida, radicata, rinnovata. Banca di Credito Cooperativo di Manzano. Crescere nella continuità. Zanutta Fadalti, 18 punti vendita, la passione di una famiglia, la professionalità ed affidabilità di un'azienda storica, il punto di riferimento del territorio per i professionisti, gli artigiani e i clienti privati. Zanutta Fadalti offre una vasta gamma di servizi nel settore dell'edilizia, della minuteria, dei trasporti e dell'immobiliare. Per scoprire le nostre promozioni e i prodotti innovativi, visita il sito www.zanuttaspa.it o vieni a trovarci nei nostri 18 punti vendita da Belluno a Trieste, passando per lo storico centro di Muzzana del Turniano, Sacile, Pordenone e Udine. Zanutta Fadalti è il tuo punto di riferimento. L'eccellenza nei multiservizi. Gruppo Servizi Associati opera su tutto il territorio nazionale, garante di un servizio integrato fornito in outsourcing chiave in mano. Con oltre 1000 dipendenti e filiali da Aosta, Bari, Bordeaux e Chamonix, GSA Gruppo Servizi Associati con il suo centro nevralgico a Udine offre un servizio orientato alla piena soddisfazione del cliente. Gestione diretta, sempre senza subappalti di tutti i contratti acquisiti. GSA, l'eccellenza nei multiservizi.
prendiamo la linea dagli studi di Campoformido per ricominciare a parlare di volley, di V1 femminile e di una delle squadre che seguiremo davvero da vicino quest'anno, ovvero la Domovip Porcia. E ne parliamo con Franco Rossato subito dopo aver visto il filmato. Remake o prima visione? La Domovip Porcia si presenta agguerrita al prossimo campionato di B1 femminile, tra conferme e rinnovamento. A volte ritornano il titolo del film che Franco e Mauro Rossato si apprestano a girare sul campo purligliese. Il giovane tecnico, già protagonista di una promozione dalla serie cadetta, avrà a disposizione le senatrici della passata stagione. Positello, Perrone, Serafin e l'inossidabile Capitan Rizzetto sono più che mai determinate a riscattare un'annata a dir poco sfortunata, con la retrocessione sventata dal ripescaggio estivo. Franco Rossato, ritornato dopo l'esperienza all'Atomat nel ruolo di DS, si è gettato a capofitto nel mercato, calando un tris davvero interessante di atlete: Valeria Pesce, Martina Baruffi e Claudia Ciotoli. In cabina di regia la società sotto l'egida di San Giorgio si è voluta trattare bene con 2 scelte di livello. Valeria Pesce, classe 1988, torna in regione dopo aver calcato i parquet di Verona, San Vito dei Normanni e Ornavasso. La giovane Martina Baruffi, classe 94, l'anno scorso protagonista di un ottimo campionato di V2 a Trento, vuole dimostrare il suo valore in una serie superiore. Esperienza anche per la 29enne Claudia Ciotoli, chiamata a dare manforte al centro. A completare la rosa Martina Lorenzon, che ha seguito Rossato nella diaspora da Udine, e un graditissimo ritorno, quello di Letizia Poser, che dopo la parentesi a Chions ritrova le sue compagne di 2 stagioni fa. Il set è pronto per il primo ciak. I tifosi vogliono prima di tutto rivedere una squadra che gioca ad alto livello e che riempie il palazzetto. Ce la faranno i nostri eroi? Dicendo ce la faranno i nostri eroi, Franco Rossato, un compito bello tosto, un compito arduo, quello che si è prefissata la Domovip quest'anno. Sì, mi hanno chiesto di accettare questa scommessa, siamo partiti. Diciamo che non abbiamo, ti dico che ad oggi non abbiamo ancora cominciato mai a giocare, non abbiamo fatto neppure un amichevole, non sappiamo neppure come siamo. Cominceremo la prossima settimana a guardarci, però da come cade per terra la palla in allenamento, da come si sente, è un bel suono, mi piace, no? Quindi con Manuel, negli ultimi 2 anni, con Manuel Mannucci, basavamo proprio l'intensità del gioco sul rumore che faceva la palla cadere. Diciamo che l'anno scorso non faceva tanto grandissimo rumore, per dire la verità, però sempre sesti siamo arrivati. Quest'anno spero che qualcosa di meglio, e sicuramente dobbiamo fare qualcosa di meglio con questa squadra, perché come ho già detto in tempi l'anno scorso, quella squadra che stiamo guardando dalle immagini, quella partita qui l'abbiamo vinta io a Udine 3-1. Il primo set ci hanno massacrato, ti ricordi? Sì, me lo ricordo perché e continuavamo a dire come fa una squadra del genere a essere terzultima in classifica. Beh, questo era un po' quello che si chiedevano un po' tutti, probabilmente anche i tifosi. Perfetto. Cerchiamo invece di farli durare un set, di farli durare 3, 4, va bene? Questo è il passaggio. L'anno scorso, ti interrompo un attimo, l'anno scorso c'era qualche problema in cabina di regia, era evidente, quindi non dico niente di strano in questo senso. Sì, e infatti gli acquisti sono andati un po' in quel senso. E come avete scelto queste atlete? Prima di tutto, come abbiamo scelto, cosa abbiamo proposto a Valeria Pesce. Valeria l'avevo cercata anche a Udine l'anno scorso. E non era andato a buon fine per poco. Quest'anno gli abbiamo prospettato un progetto di crescita
un progetto di squadra che giocasse, soprattutto supportata da una palleggiatrice di cui mi potevo fidare e che poteva darmi delle soddisfazioni. La società ha accettato questa mia proposta, strada facendo si è inserita anche Martina Baruffi, che è 1,90 m di lei, una palleggiatrice con 2 mani d'oro, giovane. Ricordo tra l'altro, e coinvolgo anche il presidente Ceccarelli, che l'abbiamo vista nella prima giornata di B2 femminile l'anno scorso, c'era anche lei a vedere la partita, e l'abbiamo vista e abbiamo proprio commentato questa palleggiatrice, la Baruffi, che ci era sembrata particolarmente interessante, vero sì, Presidente? a dire la verità. Era molto alta, palla, una bella velocità di palla. Perfetto. Sì. Ripeto, ha due mani d'oro. Sì, molto interessante, classe 94 lei, sì, per cui insomma quindi può ancora abbiamo puntato anche migliorare. alla crescita, abbiamo pensato anche a cosa potremmo fare nel futuro. Partendo da questo, vabbè, al di là dell'allenatore di cui non parlo, perché qui c'è un po' di conflitto di interessi, lo spiego un po' per chi magari non segue proprio da vicino il volley. Il cognome non è un caso, è figlio di Franco Mauro, sì, che comunque era già stato... È nato proprio all'interno della Domovic Porcia come allenatore. Lui ha portato la squadra in B1. Sì. Ecco, la Domovic l'ha portata dalla B2 alla B1 ed è stato lui. Se sono rose fioriranno. L'unico problema è che gli ho detto, attenzione, che per me, quando faccio direttore sportivo, io sono cattivissimo con gli allenatori, lo sanno benissimo. Non c'è scampo, Okay. neanche per... non c'è scampo Mauro. nemmeno per me. Ecco, di seguito poi, al di là di quello che riguarda il palleggio, abbiamo pensato bene di rinforzare completamente la parte centri, dove la squadra è messa più che bene, ed è stata rinforzata con Claudia Ciotoli. Claudia Ciotoli, che l'anno scorso era a San Vito di Normanni, è stata sponsorizzata da Valeria Pesce, che giocava assieme. Ci mancava un attaccante e ho pensato bene avevo Martina Lorenzon e l'abbiamo cooptata. All'ultimo momento, facendo 2 calcoli, abbiamo visto che in fin dei conti la squadra, per essere completata in ogni sua parte, aveva bisogno di un secondo posto. Letizia Poser era libera e l'abbiamo portata a casa. L'abbiamo riportata a casa. Letizia Poser è nata pallavolisticamente a Chions, personalmente ci ho anche giocato contro nella notte dei tempi e già allora aveva il braccio piuttosto pesante, e quindi insomma un ritorno che servirà è stata, sicuramente. Negli ultimi 4 anni è stata 1 anno a Udine, 2 anni a Porcia e poi è ritornata l'anno scorso a Chions. Va benissimo per completare. Abbiamo visto, siamo stati in ritiro la scorsa settimana, siamo andati a Clout, siamo stati un po' tutti quanti assieme per 3 giorni, abbiamo cercato di creare un gruppo ancora più interessante e più importante, e vediamo, adesso cominceremo il 29, cominciamo a giocare in Coppa Italia, e vedremo come siamo. Ne parleremo. Infatti il 24 di settembre, mercoledì, saremo nella palestra di Martignaco per vedere il primo derby di questa stagione della squadra Litas Città Fiera Martignaco. Quest'anno è lunghissimo il nome, Presidente Ceccarelli,
e saremo appunto per il primo derby che vede l'Ita Città Martignacco contro l'Atom. Ma adesso siamo davvero curiosi di vedere come andrà questa partita, perché ci sono state davvero molte novità. Io comincerei a dare un'occhiata un po' al girone di B1 femminile, al girone B. Girone B che tra l'altro negli anni passati ha dato sempre le squadre che sono passate nella serie superiore, e quindi si è sempre rivelato un girone molto elevato a livello tecnico. L'anno scorso c'erano un paio di squadre che veramente potevano fare la differenza. Quest'anno lo chiedo prima al Presidente Ceccarelli, poi passo a Franco. Quest'anno come pensa che sarà? Sarà di nuovo un girone, c'è qualche favorita, qualcuno che... Ma guardando con l'esperienza dell'anno scorso, ritengo che il Coveme, che è arrivato quarto, no? Senz'altro ha rinforzato ancora la squadra. Penso che poi c'è anche Cerea che non è anche Modena, se non Liugio l'altra. Certo. Sono tre squadre secondo me che tra l'altro sarà la prima che incontrerete in campionato. Quindi sono tre squadre che sono votate al passaggio di categoria. Però ci sono anche tante squadre giovani come la nostra, e quindi sarà soprattutto anche un bel vedere, no? Vedere queste sestetti giovanili di ragazze di promesse, che insomma, penso sia anche per gli spettatori sia piacevole. Sicuramente sì, quest'anno c'è anche il San Donà nel girone B, appena neopromossa dalla B2. L'anno scorso Gianni aveva stravinto il girone, e quindi già l'anno scorso era una squadra che poteva dare filo da torcere a qualcuno in B1. Sì, sicuramente farà un buon campionato anche in B1. Non so quanto possono essere le loro ambizioni per vincere il campionato, visto anche la giovane età. Io in questo elenco di squadre che avete fatto ci metterei anche questo signore qua, che ha solo sfiorato l'argomento, però penso che anche Martignacco abbia fatto una squadra per puntare in alto. Sì, Porcia lo conosco. No, diciamo che Porcia prima di noi merita. Adesso partono un po' le schermaglie, ci fa piacere, insomma, vi abbiamo anche un po' invitati per questo. Sono ragazze più esperte, no? Quindi bisogna dare merito. A proposito di ragazze esperte, Franco Rossato, quanto è stato difficile convincere le senatrici cosiddette a rimanere? Oppure c'era in loro la voglia del riscatto, insomma, dopo un'annata così? Beh, non è stato facile all'inizio, ma chiaramente prospettando un tipo di progetto di crescita e soprattutto lavorando su un discorso di orgoglio. Cioè, volete finire di giocare con una retrocessione? Non mi sembra la cosa più corretta, no? Dovete dimostrare... Qualcuna di queste non me la vedo di certo a finire così, magari proprio la carriera. Guarda, al di là che la prospettiva era molliamo tutto e arrivederci, perché il discorso bisogna partire qui stiamo parlando di una squadra che parteciperà al campionato di B1, ma l'idea di fondo era non solo di non partecipare al campionato di B1, ma proprio di sparire. Questo era il discorso iniziale, ossia a fine maggio il discorso iniziale era questo. Da qui a fare una squadra come quella che è venuta fuori, quella dobbiamo ancora vedere giocare. Poi ci siamo sentiti con con Tiziano Cornacchia, ci siamo guardati in faccia, ci siamo resi conto che forse era il caso di continuare, abbiamo sentito le ragazze e da lì poi è cominciato tutto. Chiaramente se avevamo una risposta negativa da parte delle atlete non saremmo neanche qui a parlarne, perché per riuscire a fare una squadra completa come quella che effettivamente penso ci sia, non è facile.
Non è facile, anche se io parto da un altro presupposto, ossia io quest'anno mi devo salvare. L'anno scorso sono retrocessi. Ci arriveremo ai propositi per l'anno. Voi pensavate di sfuggire a questa domanda, ma volevo aggiungere una squadra in più che non è stata citata, che secondo me è una squadra che, mantenendo la base dell'anno scorso, ha aggiunto qualcosina, ed è il Millennium Brescia. Io avevo pensato al Millennium Brescia, sinceramente. Gli mancava poco l'anno scorso, ha fatto fatica, ma era una neopromossa, però ha cambiato il palleggiatore, aveva un ottimo palleggiatore l'anno scorso, se ti ricordi, aveva quella ragazza piccola che sparava i palloni, gli sparava, ma così tanto forte gli sparava che i suoi attaccanti non ci arrivavano. Adesso ha cambiato il palleggiatore. Quindi anche secondo me ha mantenuto l'opposto. Ha preso la Bardi, che è una grande attaccante, la Raccagni c'è ed è buona, perché è un centrale buonissimo, c'è la Cubana che c'è, ha aggiunto una ragazza di Codogné, non mi ricordo in questo momento, scusate. Sfugge anche a me, se devo dire la verità. Ha fatto una bella squadra. È una bella squadra, e allora sono tante le novità di questo girone B, di B1 femminile, e ne continuiamo a parlare dopo la pubblicità, avendo tutte le novità che sono successe in casa Martignacco. Siamo sempre stati differenti. Abbiamo sempre visto nel futuro un'opportunità. Nelle famiglie, nelle imprese, nelle comunità e nelle associazioni. La nostra crescita è coincisa con la crescita del nostro territorio. Solida, radicata, rinnovata. Banca di Credito Cooperativo di Manzano. Crescere nella continuità. Mega Intersport è il più grande negozio di articoli sportivi della regione, per rispondere con efficacia e competenza alle esigenze dello sportivo moderno, offrendo la garanzia del miglior assortimento sempre aggiornato, completo e competitivo per qualità e prezzo. La scelta più completa di articoli ed attrezzature sportive nelle grandi marche a garanzia di performance eccellenti e qualità la trovi solo da Mega Intersport, dove personale esperto e qualificato saprà consigliarti per i tuoi acquisti. Anche enti e società sportive hanno trovato in Mega Intersport esperienza e professionalità per ottenere consulenza e assistenza relative a forniture di attrezzature sportive. Imper Cold Systems, dal 1981 sul mercato italiano ed estero. Imper a Staranzano realizza celle frigorifere, dispone di 2 unità produttive attrezzate alla realizzazione di diverse tipologie. Tecnici esperti, risposte rapide ed ottimali per risolvere tutti i problemi di spazio e di misura che i clienti pongono. Imper è il fornitore più importante per Fincantieri in Italia. Imper, costruzione celle frigorifere, in via Grazia Deledda a Staranzano. Pub Pizzeria Lemon, molto più che una birreria. A Fagagna, sulla statale che porta a Spilimbergo, Albano e il suo staff ti aspettano per passare insieme, in un ambiente confortevole, una piacevole serata fatta di sport e ben mangiare, cucina bavarese, le migliori birre e un'infinita varietà di gustosissime pizze. Il tutto con il maxi schermo per non perdersi nemmeno una partita di calcio. Il Lemon ti aspetta a Fagagna, in via Spilimbergo 220, Lemon Pub, per non farsi mancare nulla. Zanutta Fadalti, 18 punti vendita, la passione di una famiglia, la professionalità ed affidabilità di un'azienda storica, il punto di riferimento del territorio per i professionisti, gli artigiani e i clienti privati. Zanutta Fadalti offre una vasta gamma di servizi nel settore dell'edilizia, della minuteria, dei trasporti e dell'immobiliare. Per scoprire le nostre promozioni e prodotti innovativi, visita il sito www.zanuttaspa.it o vieni a trovarci nei nostri 18 punti vendita da Belluno a Trieste, passando per lo storico centro di Muzzana del Turniano, Sacile, Pordenone e Udine.
Zanutta Fadalti è il tuo punto di riferimento. Ben ritrovati per la terza parte di Sottorete speciale precampionato per parlare ancora di B1 femminile assieme al presidente Bernardino Ceccarelli. Però prima di farlo parlare vi facciamo vedere tutte le cose che sono successe in quest'estate, un'estate movimentata, piena di novità per l'Itas Città Fiera Martignacco con questo filmato. Una scommessa per il futuro, una squadra giovanissima ma agguerrita, quella dell'Itas Città Fiera Martignacco per il campionato che sta per iniziare. Archiviato l'anno scorso con la riconferma della B1 sul campo, conquistata spoderando un gioco solido, fondato su una difesa granitica, coach Jacopo Cuttini è chiamato ad una nuova sfida, affrontare il campionato di B1 con una delle rose più giovani del girone. La più anziana, se così si può dire, sarà la 22enne Camilla Giora, scesa a Martignacco dalla 2 di Bolzano per sostituire Gio Scalettaris nel ruolo di palleggiatrice. La società del presidente Ceccarelli non se n'è stata con le mani in mano, tutt'altro, trovando conferme importanti e arrivi di assoluto livello. Tra le confermate, l'opposto Margherita Bianchin, fresca campionessa italiana di beach volley, il libero Diane e Deborah Romano, oltre naturalmente al capitano Lara Caravello, vera anima della squadra. Tutto nuovo al reparto centrali, con il ritorno di Isaura De Stefano fino all'anno scorso all'Ato Matudine, Francesca Figini, campionessa italiana under 18 nel 2013 con l'Orago, e Michela Rucli, giovane atleta udinese dal volley Bassudine. All'ala un altro arrivo importante, quello di Vicky Giommarini, anche lei campionessa d'Italia under 18, ma del 2014, con il Voleirò Casal dei Pazzi. La schiacciatrice ha già fatto parlare di sé al torneo internazionale di Carcare, ricevendo il premio come miglior banda del torneo. Sarà senz'altro una delle punte di diamante di questa giovane formazione. Tante le giovani promesse regionali chiamate a far parte della squadra, a confermare la vocazione della Libertas di essere un vero catalizzatore del movimento pallavolistico regionale. Nel tourbillon di arrivi e partenze, coach Jacopo Cuttini rimane il punto fermo di questa squadra, che ha le potenzialità per arrivare in alto. Ma come diceva l'eroe in calzamaglia, da un grande potere derivano grandi responsabilità. Allora, rientriamo per commentare un po' questo filmato. Tante le novità, tutte atlete giovanissime. È stata una scelta ponderata, immagino, da parte della società? Sì, abbiamo riflettuto e abbiamo pensato che bisognava, cioè noi ci piace lavorare con le giovani e anche l'allenatore è particolarmente interessato a far crescere perché ha piacere di lavorare e a vedere i risultati, no? Strada facendo. Quindi per anche dargli questa soddisfazione abbiamo ritenuto di cercare delle ragazze che avessero un'età, fossero brave, però soprattutto interessanti, no? Giovani. E giovani. E intanto l'alzatrice. Sì, l'alzatrice. Era importante trovare una regia, insomma, valida, una ragazza che, nonostante appunto sia giovane, ha comunque già un'esperienza. Sì, la Camilla è brava, Camilla è una molto, come diceva anche il presidente De Paoli, una ragazza solare della sua. Però anche questa è una ragazza allegra, ma sono tutte molto, molto gioiose. Ed è un piacere stare assieme in questo ambiente così, no? Così amichevole. Ecco, diciamo che è brava, ma come palleggio è molto interessante, ma è interessante come dinamismo, no? È una ragazza che si muove molto e quindi è un ruolo che è importante, no? Perché da qualunque posizione bisogna che la palla arrivi giusta. Quindi lei questo riesce a farlo. Speriamo che si trovi il giusto metro anche a Martignacco. E quindi... Faccio una piccola parentesi proprio per parlare del ruolo del palleggiatore. C'è un po' di penuria in regione come palleggiatori. Mi sa che una delle migliori, insomma, ce l'avevi tu Gianni a Talmassons con Federica De Cesco che è andata all'Atomat quest'anno.
c'è questa penuria o è solo una mia sensazione di palleggiatrici che insomma possono stare a un livello alto? Sicuramente ce ne sono pochissime, come vedi anche noi abbiamo dovuto guardare fuori regione, così come il Martignacco. C'era una palleggiatrice interessante, la Caruzzi, e ce l'ha portata via il Cerea. Dispiace che anche ragazze, vuoi per fare un'esperienza fuori regione, scelgano magari realtà che possono trovare anche in casa nostra, perché penso che una Caruzzi poteva benissimo continuare a crescere in regione, o Talmassons, Martignacco, Porcia. Franco Rossato, ci avevi pensato anche tu alla Caruzzi per... No, perché sono partito con Valeria Pesce e sono arrivato a Valeria Pesce. Beh, insomma, se sei arrivato allo scopo. Sì, però tornando a questo... male. Sì, quindi l'idea di fondo era quella. Quindi il problema, secondo me, dei palleggiatori è che proprio non è che ce ne siano veramente tanti, anzi, perché guardiamoci attorno. Valeria è friulana, goriziana più che altro. Sì, goriziana. Okay. Però insomma un po'... dai. Però diciamo che fa parte della regione, no? Sì, perché ancora fa parte della regione. E poi chi c'è? Della Rosa? In giro? Basta? Dov'è? No, non lo so, sarà in giro per il mondo, da qualche parte, però... Sempre in meridione. Sì. Palleggiatrice, lo ricordo sempre per chi magari avesse perso le tracce di queste giocatrici, palleggiatrice che giocava nell'Atto Matudine ormai qualche stagione fa. Sì. No, ma sto facendo così, sto pensando chi c'è in giro, non ce n'è altre. Quindi l'Atomat con Federica De Cesco o ci diamo una un buon mossa affare. e ne tiriamo su qualcuna, sì, che basta che poi non faccia la fine della Caruzzi, che da Udine va a Chions e da Chions fa a Cerea. Sì. Che è un po' comunque è un po' un peccato. Vabbè, ma è una scelta, una scelta, certo. Tra l'altro c'è anche un'altra atleta di Udine che è partita per altri lidi, ma non so se per motivi magari di studio, Giulia Visentini. A Bologna. Giulia Visentini è a Bologna. A Coveme. Lì a San Lazzaro di Savena. Sì, a San Lazzaro di Savena. Hanno fatto lì, è stata fatta anche lì una scelta di crescita, una scelta chiaramente anche a livello universitario. Ognuno fa sono in ballo delle scelte personali naturalmente. Sì, ma al di là, io posso dire una cosa, certo. Al di là dei giovani palleggiatori, è un discorso che riguarda i giovani in generale. Noi abbiamo, se il movimento pallavolistico in regione secondo me non soffre nei numeri, soffre nella qualità, sì. Perché Ceccarelli dice io investo sui giovani ma ho dovuto prenderli fuori regione, perché in regione non ce n'è. Dobbiamo chiederci forse perché succede questo, perché secondo me non ci sono sufficienti sinergie fra le società, ognuno guarda il proprio orticello, per cui i talenti si perdono, secondo me. Anche perché mi allaccio al discorso certo. di De Paoli, e per me ha pienamente ragione, anche perché effettivamente l'unico prospetto del 95 che è Giulia Visentini, perché ditemi quale altre, perché un momento, ce ne sono altre, erano di Chions e sono andate via. C'erano i due centrali. Anche se io qualcuna nella squadra di Martignacco magari ne vedo di atlete di prospettiva, diciamo. Friulane, sì, qualcuna friulana. E ce ne sarebbe anche qualcuna che magari, appunto, come diceva Gianni De Paoli, si perde un po' per strada, e questo è decisamente un peccato, perché con 4 squadre in B2 i numeri comunque evidentemente in qualche modo ci sarebbero a livello proprio numerico di base. Però vorrei riprendere un po' a parlare con Bernardina Ceccarelli della squadra, perché l'abbiamo visto nel filmato, ci sono 3 campionesse italiane, di varie specialità in vari anni, però 3 campionesse italiane. Margherita Bianchin confermata, quindi l'anno scorso si è trovata bene. Sì, si è trovata bene, lei è arrivata a gennaio da noi, no? dopo l'Epifania. Ha continuato gli studi dell'ultimo anno di liceo a Udine,
si è presa la maturità e ha deciso lei di rimanere. Noi le abbiamo ovviamente chiesto cosa voleva fare e lei ha detto no, io rimango qua, e quindi farà l'università a Udine. Tutte queste ragazze che sono venute, la Giammarini fa l'ultimo anno perché ha 18 anni ancora e deve fare l'ultimo anno di liceo, che è già iscritta allo Stellini, quindi. Mentre le altre fanno l'università, fanno tutte l'università a Udine. Quindi siamo stati anche un po' fortunate perché le abbiamo rintracciate ed erano interessate a delle facoltà che l'Università di Udine che c'erano a Udine. Anche il fatto di avere una buona università ha il suo peso aiuta. In questo genere di cose. Esatto, quindi, però poi abbiamo anche inserito delle ragazze friulane di interesse, perché insomma ci sembra giusto valorizzare il materiale umano che c'è in regione, no? Quindi questo noi lo facciamo più volentieri. Avevamo chiesto anche, messo gli occhi anche su altre ragazze, però poi dipende dalla sensibilità delle società se vogliono fare il passo o meno, e quindi ovviamente è giusto che le società decidano. Noi non andiamo mai a contattare ragazze direttamente, cioè se la società è d'accordo, bene, se no le lasciamo perdere. Sicuramente. Tra l'altro qualcuno anche da Fiumicello, quell'under under di Fiumicello che è arrivata sesta ai campionati nazionali. L'avevamo contattata e lei ha voluto... Anche noi. D'altronde un po' tutti l'avevano contattata. No, ma per l'amor di Dio, insomma, è giusto che ci sia Jessica così. Pulcini. Sì, è giusto così. Insomma. No, ad esempio, sì. Parlando di quella ragazza lì che ha fatto anche diversi allenamenti con noi, d'accordo con la società, è vero che, per dire, Villa sta facendo un progetto con queste giovani insieme a Manucci, però certo, secondo il mio modesto parere, se fai un progetto sull'atleta, quest'atleta doveva giocare in una B2 o una B1. Quindi tenere comunque un livello più alto di gioco. Però anche qui, insomma, se vogliamo far crescere in maniera qualitativa la pallavolo friulana, bisogna che le federazioni, no, delle 4 province non ci chiamino solamente a fare l'elenco dei campionati che sono in programma. Bisognerebbe che si parlasse anche di politica di pallavolo, no? Un po' più di partecipazione. Un po' più di partecipazione, un po' più di cosa fare per far crescere, che interessa, cosa serve, cosa non serve. Cioè non è che abbiamo la verità in tasca, però penso che ognuno almeno delle squadre di vertice di questa regione, ecco, possano dire qualcosa, no? Poi ovviamente dobbiamo rispettare tutti ed è giusto così. Poi un'altra domanda, bisogna forse chiedersi se siamo troppi a fare campionati nazionali per il bacino che abbiamo. Ho capito, però non puoi dire al Tarnasoncio faccia meno, al Martignaco faccia meno. È un po' difficile. Cioè, noi so che siamo venuti qui anni fa e ci è stato chiesto ma che ambizione avete? Tutta la salvezza. Poi se le ragazze, due ragazze vogliono andare avanti, non mica puoi dirgli di no, no? E così abbiamo fatto noi. Hanno trovato la strada giusta e sono andati avanti. E quindi poi però, con questo, per l'amor di Dio, è giusto anche quello che dice De Paoli, forse siamo in troppi, però insomma il Friuli come movimento di pallavolo non è l'ultima regione, insomma, come numeri ci sono i numeri, no? Però poi bisogna vedere quanti si fermano per strada, quanti smettono, quanti continuano, che scuola ci sono, che allenatori ci sono, cioè questo bisogna cominciare un momentino a porsi dei problemi, ecco, a farsi delle domande. I problemi sono questi. Com'è? I problemi sono questi, i problemi non sono di quantità, perché se andiamo a vedere le ragazze un po' meno degli anni scorsi, un po' meno perché stanno calando anche loro, però è un problema di qualità, però la qualità la fanno le società se si mettono in mano di allenatori capaci di poterle far crescere, ma se
Qui entriamo in un discorso che lasciamo che ci perdiamo, ampio. Però non posso essere d'accordo che con De Paoli quando dice che servirebbe, o con il Presidente Ceccarelli, quando dicono che serve una politica diversa, serve una politica federale che metta insieme le società. Volevo arrivare a questo un po', perché dal discorso un po' che fate sembra che non ci sia molto, non dico accordo, ma concertazione, se vogliamo usare. Ti posso dire, posso parlare anche per voi, presumo, che noi siamo delle isole, per conto nostro. Parliamo soltanto, in fin dei conti, fra di noi. Non parliamo in generale. Perché nessuno ce l'è mai venuto a chiedere. Ma vi siete infilati voi in questo discorso e io no, sono molto felice perché l'anno scorso comunque era una domanda che facevo spessissimo a chi veniva ospite a Sottorete, e tra l'altro l'ho fatta anche a Revelant, il presidente della Pallavolo San Giorgina, insomma uno che di pallavolo ne ha vista parecchia. E lui diceva: abbiamo perso, in un periodo in cui c'erano molte giocatrici talentuose, abbiamo perso un po' l'occasione di fare veramente una squadra forte, che forse in quel caso lì sarebbe diventata un faro. Però sì, con i se, così con i ma, purtroppo la storia è andata avanti in un altro modo. Comunque è un quesito interessante che magari gireremo quando riusciremo ad incontrare qualcuno della federazione, magari anche non davanti agli schermi ma privatamente, sicuramente lo faremo. Siamo arrivati praticamente alla fine di questo speciale e vorrei ricordare assieme ai miei ospiti i prossimi appuntamenti, perché ci sarà mercoledì 24 l'esordio in casa in Coppa Italia dell'Litas Cittafera Martignacco contro l'Ato Matudine, ore 20:30. 20:30, sì, poi noi abbiamo, differentemente dal Porcia, che non ha avuto la fortuna ancora di fare qualche partita, no? È una scelta. Una scelta, benissimo, per l'amor di Dio. Sì, noi abbiamo finito quel torneo a Carcare, lì che siamo arrivati secondi. 2 giorni, nessun problema. 2 giorni di battaglia lì con squadre di livello. E siete arrivati secondi? Siamo arrivati secondi, sì. Il primo giorno non abbiamo ingranato, invece il secondo abbiamo battuto tutte quelle che avevamo perso prima. Vabbè. E poi questo fine settimana siamo a Lignano, lì per il torneo internazionale che organizza Libertà San Giovanni, con squadre anche qui, serbe, slovene, croate. Squadre che poi abbiamo Coppa Italia, poi al 5 andiamo a Klagenfurt, altre 2 nazionali. E siamo contenti perché ci hanno invitato e quindi noi andiamo, perché se uno ti invita, no, vuol dire che hanno piacere che si vada. E questo è anche un po' il vantaggio di avere un po' atlete giovani, sì, che sono così forse si un po' amalgamano, esattamente, sono giovani, disponibili, non hanno impegni e poi fanno gruppo, no? Questo serve anche come hanno fatto il Porcia, diceva prima, che ha fatto i 3 giorni a Clout, e quindi questo serve per far gruppo, per stare assieme, per le battute così allegre, no? Battute, no? E quindi uno si parla, no? Si ride, si scherza e così funziona. E quindi sì, diciamo che abbiamo un inizio di stagione veramente infuocato e questo ci piace, ecco, diciamo così. Sì, Libertas Martignacco è sempre una società che ha accettato delle sfide, non male. E anche quest'anno penso che sarà una sfida, perché è vero che sono tutte campionesse, che sono brave, però sono veramente giovani. Bisogna essere in parte le campionesse. E quindi bisognerà tenerle anche un po' a freno, corrano, diciamo, sì. fare in modo che la loro energia si sprigioni nel verso giusto. Esatto. Per la Domovi Porcia invece arriva il primo turno di Coppa Italia, parteciperete alla Coppa Italia, e proprio lo stesso girone con Cittafiera e Atomat, sì, il lunedì, dico bene. Sì, perché di solito l'anno scorso non l'avete fatto. Gli ultimi 2 anni non l'hanno fatta.
Niente. Sì, e invece quest'anno avete... No, ma neanche l'anno prima non c'era. Erano la Lì di Padova nel nostro girone, sì, avevano messo. Infatti. E quindi lunedì 29, secondo quanto recitava, dico lunedì bene, 29. Lunedì 29 sì. L'esordio a Udine contro sì. l'Atomat. Ritorno subito sul luogo del delitto. Tranquillo. No, beh, certo che è tranquillo, Sì, ci mancherebbe posso altro. dire soltanto di essere stato 2 anni veramente ottimi. Anch'io sono stata bene a fare i commenti con te. Noi ci siamo divertiti. Sì, ci siamo divertiti. Ci divertiremo ancora perché seguiremo nei fine settimana tutte queste 3 squadre, ovvero CDA Talmassons, Domovi Percia, ITES Cittafiera Martignaco, per darvi sempre il meglio del volley e finalmente finire di parlare e vedere un po' di gioco. Allora, l'appuntamento, ve lo ricordo di nuovo, è per mercoledì 24 alle 20:30 nel palazzetto di Martignaco. Ringrazio moltissimo i miei ospiti, da destra Franco Rossato. Ti saluto, saluto tutti quanti e ci vediamo nei campi finalmente, perché siamo fermi ormai da 3 mesi. Sì, è troppo. Siamo un po' in astinenza. Abbiamo un'astinenza spaventosa. Gianni De Paoli, grazie. Saluto anch'io, arrivederci sui campi. Noi siamo un po' più sfortunati perché la nostra Coppa Italia purtroppo è limitata a noi al Chions, per cui avremo solo 2 turni. Qui bisognerebbe aprire un altro capitolo perché 20 squadre su 116 in B2 che si iscrivono alla Coppa Italia è un segnale anche un po' di quello che sta vivendo il movimento. Potevano anche fare una Coppa Italia insieme alla B1, secondo me. No, beh, la scelta doveva essere questa, visto il numero esiguo, mettere insieme di nuovo B1 e B2 come anni fa. Siamo rimasti Quindi vedo che di argomenti ne avremo anche per le prossime puntate. Sì, ma come vedi siamo tutti d'accordo. Infatti è strano che voi siate tutti d'accordo, però alla fine non si tirano le somme. Diciamo che la dirigenza è un po' lenta a recepire le sollecitazioni della base, la mettiamo così in un linguaggio un po' burocratico. Dunque per la B2, quindi l'esordio sarà a Chions sabato 4 di ottobre alle ore 20, mentre il ritorno il 12 del 10, che è una domenica, a Talmassons, per cui 12 del 10 se volete andarli a vedere in casa c'è sempre pubblico a Talmassons, quindi vi troverete in buona compagnia. E ultimo saluto per Bernardino Ceccarelli, ci rivediamo mercoledì, quindi molto presto. Grazie a FVG Sport Channel, ringrazio anche i miei colleghi e speriamo che venga tanta gente in tutte le palestre perché abbiamo bisogno di sostegno. Sulle ragazze hanno piacere di vedere pubblico, no? Più pubblico è, più il gioco è divertente e animato, quindi bisogna fare un appello a tutti i tifosi, tutte le età, a riempire i palazzetti, le palestre di tutte le società, almeno quelle importanti. E quindi non possiamo fare altro che seguire il consiglio del Presidente Ceccarelli e di andare in palestra, ma se proprio non ci potete andare, di seguire sempre FVG Sport Channel controllando il palinsesto sul nostro sito www.fvgsportchannel.com e perché no lasciandoci un vostro feedback sulla nostra pagina Facebook. Vi ringraziamo per essere rimasti con noi, Sottorete nella sua forma settimanale ritornerà presto e ci vediamo mercoledì con la partita di Coppa Italia. Grazie e a presto.